cuneo fiscale di modeste dimensioni, poche risorse a lavoratori ed imprese, una manovra insomma definita poco equa che non piace ad associazioni di categorie e sindacati che annunciano. La CGIL è anche pronta a mobilitarsi se poi i contenuti nel merito sono ritenuti insufficienti, come sembra dalle prime indiscrezioni. Sicuramente il provvedimento contenuto nella legge di stabilità apre un percorso positivo, spiega Roberto Zuccato, ma è timido ed insufficiente. Purtroppo continuiamo in questa strada, come era stata definita già la manovra inizialmente, una manovra cacciavite, non va a incidere su quello che può essere il rilancio del Paese. Questi tagli e questa riduzione del cuneo fiscale è insignificante. Il Presidente pone l'attenzione sull'IMU, tassa ridotta a tutti, mentre dice andava fatto in maniera selettiva, chi ha di più deve pagare e questi soldi dovevano servire per una riduzione importante del cuneo fiscale. Gli fa eco il direttore della CNA Treviso. Noi insieme alle associazioni del commercio e dell'artigianato avevamo proposto una manovra di 23 miliardi. Questa manovra è una manovra di 11 miliardi e mezzo. È chiaro che non hanno messo a disposizione tutte le risorse che sono necessarie per ottenere in tempi rapidi la ripresa. Gli obiettivi che vogliono raggiungere, ovvero meno tasse, più lavoro, meno investimenti e meno burocrazia, sono condivisibili, ma con questa manovra siamo ben lontani da raggiungerli. Questi alcuni punti della manovra: sgravi contributivi per chi assume, allentamento del patto di stabilità interno, per il pubblico impiego, blocco dei contratti e taglio del 10% degli straordinari. Su questo interviene il sindacato. Il blocco della contrattazione degli statali va nella direzione esattamente opposta a quella che bisognerebbe fare anche in un periodo di riorganizzazione della pubblica amministrazione stessa. Trattare quei lavori in questo modo vuol dire mortificare anche un processo di riforma che anche come organizzazione sindacale chiediamo nella pubblica amministrazione. Non ultima viene ribadita la questione dell'accesso al credito. Imprese che avrebbero lavoro e potrebbero produrre ricchezza, ma non lo possono fare perché non hanno disponibilità finanziaria e le banche restringono ulteriormente il credito alle imprese. Intanto la gente non arriva a fine mese, famiglie in ginocchio ed imprese che continuano a chiudere.